turismo è importante, siamo la prima regione italiana, ma noi non è che poi parliamo di turismo solamente perché ci interessa capire come si sposta la gente, in quali hotel va, quali sono le tendenze. Alla fine parliamo di aziende, perché ognuno di voi tre, come io ben so, come professionista, ha dei bilanci. Ci ricordiamo bene che già l'anno scorso, quando abbiamo approvato il bilancio 2020, è stato un bilancio di lacrime e sangue. Qui la dottoressa Farcasso lo sa, Andrea Franceschi lo sa, perché poi alla fine sono aziende, ci sono posti di lavoro, c'è economia. Quindi noi discutiamo il turismo, ma poi la conversione del turismo a livello matematico è il deposito del bilancio e l'interfacciarsi con le banche, perché poi c'è un altro problema che adesso arriva avanti l'anno prossimo, quando finiranno le moratorie, le garanzie, le cose. E quindi sì, insomma, qui bisogna anche iniziare a ragionare che siccome è il 10% del PIL, e noi siamo la prima zona turistica e tutti noi depositiamo bilanci e viene avanti gradualmente anche il codice della crisi. Qui bisognerà fare un ragionamento di riflessione profonda che non riguarda solamente i flussi turistici, ma anche nel cogliere e nel poter discutere anche con le associazioni di categoria e con le autorità governative su come questo settore così importante e che genererà difficoltà per l'ennesima volta sul bilancio 2021. E faccio fatica a immaginare che vedremo dei bilanci rosei. Chi sarà bravo si avvicinerà a un pareggio e quindi per l'ennesima volta avremo dei bilanci difficili. Ecco, quindi la considerazione nostra per cui noi anche come studio intendiamo fare questo scambio di opinioni è non tanto perché poi ci piace sì cogliere le tendenze sul turismo, ma perché poi parliamo di aziende. E le aziende non sono solo quelle industriali, ma in Veneto le aziende turistiche sono rilevanti per tutti gli impatti economici che portano. Quindi questa è una riflessione che faccio a voi, visto che tra 4 mesi andremo a chiudere i bilanci, il 2021 non sarà sicuramente un anno positivo e quindi speriamo che se avremo modo di rivederci l'anno prossimo in estate potremo festeggiare una previsione 2022 positiva dopo un'ennesima chiusura negativa. Quindi fatta questa considerazione che è più di taglio economico che non di taglio turistico, perché alla fine il tutto si converte in numeri, io volevo ringraziarvi perché abbiamo potuto trovarci anche per farci gli auguri natalizi e vedere una fotografia della prechiusura del 2021. Insomma, auspicando che adesso alla luce delle cose che avete detto, insomma, ci sia innanzitutto un atteggiamento magari più costruttivo, più collaborativo, più attento da parte anche del governo nel settore turistico e che si possa bene o male creare meno confusione sull'informazione, che questa è una cosa molto importante, e che soprattutto questa tendenza degli italiani a scoprire la bellezza dell'Italia sia una tendenza che non sia una cosa estemporanea, ma che sia una cosa che vada a regime. Per il resto auspichiamo che anche Padova, dove ci troviamo, diventi una città in cui con l'Urbis Picta, con una fiera che va un po' a migliorare, perché anche la fiera purtroppo è il problema degli hotel di Padova, no? La fiera di Padova non è la fiera di Verona, evidentemente, quindi genera anche un afflusso di presenze molto ma molto inferiore. Fate tutte queste considerazioni e calcolando che andremo a chiudere un altro bilancio 2021 negativo, ma che siamo molto ottimisti perché crediamo e credete tutti voi nel vostro lavoro, a me non resta che ringraziarvi e augurarvi buon Natale, buone festività e magari l'anno prossimo a luglio, prima dell'estate, insomma, se avremo occasione di fare uno scambio di opinioni, perché ripeto, non ci piace parlare di turismo, ci piace parlare di aziende e le aziende sul settore turistico in Veneto sono una realtà molto importante. Detto questo io vi ringrazio e vi auguro una buona settimana.